Anche sulle tratte urbane ed extraurbane i listini superano 2,3 euro al litro. Coldiretti teme che gli aumenti dei carburanti possano causare un effetto valanga sui costi delle imprese e dei trasporti delle merci. Una bella sorpresa per chi parte per le vacanze. Picchi oltre 2,5 euro al litro, picchi che giustificare sarebbe molto difficile, se non per il fatto che in questo momento si muovono tantissimi italiani e non solo, anche turisti per le strade del nostro paese. Italjani se jibdew il-vjaġġi u l-btajja li tant huma magħrufina li jom fawissu bżida oħra fil-prezz tal-fuel. Ir-Rai rapporta kif il-prezzijiet jinsabu tilgħin b'mod qawwi, propju fil-jem li t-turisti fosthom miljuni ta' Taljani stess bdew jiċċaqilqu lejn il-postijiet ta' mistrieħ u divertiment fil-Peninsula Taljana. Kompla jiġi rapportat li żieda fuq medda ta' xarejn biss kienet kważi tlaħħaq il-5% b'karozza ta' familja medja 327 euro biex timlija. Il-prezzijiet saħansitra jaqbżu 2 euro litru bħala regola u hemm fejn ilaħqu 2 euro 50 ċenteżmu il-litru. Dan qed iwassal biex l-effett jinħassu wkoll fuq oqs oħrajn, speċjalment fejn irid isir it-trasport ta' prodotti essenzjali, inkluż il-ħaxix u l-frott. Din kwistjoni li ngħatat prominenza anke fil-ġurnali li ġew ippubblikat il-Ħadd. Banalisti jitkellmu fuq l-impatt ta' żiediet bħal dawn fil-prezzijiet. Quindi non capiamo e non comprendiamo perché dal petrolio alla raffinazione arriviamo a queste cifre spaventose che alla pompa si traducono ormai con un sfondamento dei 2 euro ovunque. Insomma, ironicamente il quotidiano Il Giornale dice Ferragosto diventa una roba da ricchi. Fi kliem sempliċi, il-gazzetti Taljani qalu li b'dak li qed jiġri, il-perjodu tal-vaganzi magħruf aħjar bħala Ferragosto se jsir wieħed għas-sinjuri biss.